Always said I would know where to find love. Always thought I'd be ready and strong enough. But sometimes I just felt I could give up. But you came and you changed my whole world now. I'm somewhere I've never been before. Now I see what love means. It's so unbelievable, and I don't wanna let it go. Bentrovati, nuova puntata per quanto riguarda Dietro di. Siamo a Castelsardo, siamo in compagnia del professor Mancini. Quest'oggi parleremo di questo borgo antico di Castelsardo, ma avremo modo poi di parlare anche con l'assessore Paola Assini di tutto ciò che sta succedendo a livello artistico e a livello di spettacolo qui in città. Intanto ben trovato. Grazie, benvenuti. Castelsardo per noi è un luogo simbolo e oggi, che è la giornata finale delle attività estive del 2009, proprio qui davanti alla cattedrale di Sant'Antonio inizierà una kermesse musicale che andrà avanti fino all'una e mezza di notte. Inizierà un gruppo leggero, sono un gruppo che fa musica dei mariachi, musica messicana, per cui musica insomma da ascoltare, non da ballare perché siamo davanti alla cattedrale. Poi saliamo su a Santa Maria, dove all'interno della chiesa di Santa Maria ci sarà un gruppo di musica antica che ben si lega all'ambiente. Anche lì un intervento di una mezz'oretta, poi si va all'esterno nella piazzetta di Santa Maria, dove ci sarà un gruppo con un violino, una fisarmonica, tutte cose molto distanti tra di loro, ma che danno proprio il senso della varietà e delle possibilità musicali, e si terminerà nella terrazza del castello con una serata di tarante, tarantelle, musica insomma del meridione d'Italia, del Salento, che coronerà una serata credo molto interessante. Intanto avremo modo di parlarne anche con l'assessore Assini, ma credo che il 15 vada pubblicizzato. Ricordiamo che il 15 ci sarà uno spettacolo proprio nel centro di Castelsardo. Sì, nella piazza della Pianeda, praticamente il luogo simbolo della città nuova, in cui è allestito un grande palco. Tu lo sai bene perché sei l'ospite principale. È una serata in cui ci saranno sul palcoscenico degli artisti, tra la musica e il cabaret. I nomi sono Cristian Coco, alcuni di La Pola, Claudio Caggiari, insomma artisti simpatici che possono allietare la serata prima del simbolico fuochi artificiali che vengono sistemati lungo il bastione del castello, per cui alle mezzanotte verranno accesi questi fuochi, hanno un fascino notevole, e poi continuerà la serata con te che ospiterai questi artisti e insomma penso che ci farai divertire. Lo speriamo. Intanto noi ci fermiamo perché un po' di immagini del borgo di Castelsardo, delle immagini sugli spettacoli di questa sera, e poi ritorniamo ancora qui dal borgo del centro storico di Castelsardo. Cielito lindo viene bajando. Ay, ay.
Sicuramente grande questo borgo, bellissima anche la chiesa. Ma Castelsardo ha una caratteristica che è rimasta intatta, diciamo, dal punto di vista architettonico nei secoli. Credo che sia, a parte in Sardegna, che è sicuramente uno dei borghi più belli, ma anche in Italia è classificato come uno dei borghi più belli d'Italia, perché appunto ha una unicità, praticamente le macchine non possono entrare. Questo ha consentito di far rimanere intatto tutto l'aspetto urbano, e sono rimaste integre anche alcune tradizioni, quella dei cestini. Qui a Castelsardo vengono intrecciati i cestini con le foglie di palmanana, è una tradizione antichissima, tappeti, artigianato locale. Ecco, questo isolamento ha consentito a mantenere queste tradizioni, oltre a quelle che ho detto anche musicali della Settimana Santa. Noi a questo punto diamo lo spazio all'assessore e poi ci rincontriamo per i saluti. Oggi è una grande giornata, 6 agosto, tanti spettacoli nel centro di Castelsardo. Un grande lavoro da parte dell'amministrazione per far sì che arrivino tanti turisti, per far sì insomma, che Castelsardo diventi sempre più bella anche di notte e anche di sera, no? Sì, assolutamente sì, è stato fatto un lungo lavoro per quanto riguarda proprio la valorizzazione del centro storico a Castelsardo. Se pensiamo che sino a 9 anni fa a Castelsardo esistevano solamente 2 bar e pochissime attività, questa volta nell'arco di tutti questi anni adesso abbiamo numerose attività commerciali, abbiamo numerosi bar, ristoranti, quindi è diventato proprio un bel borgo da vivere. Si parla tanto della crisi, questa crisi che attanaglia tutta l'Italia, l'Europa, ma come si vive il turismo qui a Castelsardo? Allora, il turismo qui a Castelsardo chiaramente quest'anno è un anno sicuramente di crisi, e quindi anche noi a luglio abbiamo sofferto un pochino rispetto agli altri anni. Però comunque in tutti questi anni abbiamo ottenuto dei buonissimi risultati per quanto riguarda la bassa stagione, quindi senza aumentare le attività alberghiere a Castelsardo dal 2005 ad oggi siamo cresciuti del 40% come presenza alberghiere, quindi sicuramente un lavoro importante e sicuramente un lavoro che viene premiato anche per quanto riguarda gli eventi che si fanno, che sicuramente hanno un ottimo indotto sulle presenze a Castelsardo. Intanto noi siamo sempre in compagnia di Paola Sini, l'assessore alla cultura, allo spettacolo, al turismo della città di Castelsardo. Avete visto tante immagini di questa notte del 6 agosto per una città che vuole sempre più come dire, dar spazio a quello che è lo spettacolo e dar spazio ai turisti. In questi 9 anni lei ha detto che Castelsardo è cambiata, ma quali sono i progetti futuri? Allora, i progetti futuri sono sicuramente quello di continuare il percorso che si è iniziato sino a questo momento e quindi di portare avanti una valorizzazione del borgo, del centro storico di Castelsardo e sicuramente fare in modo che Castelsardo diventi sempre più vivibile sia per i cittadini di Castelsardo ma anche per chi arriva qua in vacanza. Allora facciamo così, assessore, approfitto di lei, visto che il 15 di agosto ci sarà uno spettacolo proprio nella piazza di Castelsardo, pubblicizziamolo insieme perché ci sarò io, ci sarà Cristian Cocco con i suoi amici Tenorenis e ci sarà anche per Paolo e Stefano della Pola, insomma una grande giornata del 15 ma non solo spettacolo. No, non solo spettacolo, ci sarà cabaret, ci sarà musica e ci saranno i fuochi d'artificio del Castello di Doria, quindi bellissimo spettacolo pirotecnico, quindi noi vi invitiamo a venire numerosi perché veramente sarà un bellissimo spettacolo. Grazie assessore, vi aspettiamo il 15 di agosto, approfittate, Castelsardo vale la pena di esserci per questo spettacolo e per questi fuochi bellissimi. Arrivederci assessore. Arrivederci, grazie.